Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Secondo le intenzioni di Papa Francesco. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra salve. A te gloriamo noi figli di Eva, A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa vale di lacrime. orso l'ombra avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. E mostraci dopo queste sigle, Gesù, Il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Preghiera a Maria che scioglie i nodi. Vergine Maria, Madre che non hai mai abbandonato un figliolo che grida aiuto, Madre le cui mani lavorano senza sosta per i tuoi figli tanto amati, perché sono spinte dall'amore divino e dall'infinita misericordia che esce dal tuo cuore. Volgi verso di me il tuo sguardo pieno di compassione. Guarda il cumulo di nodi che soffocano la mia vita. Tu conosci la mia disperazione e il mio dolore. Sai quanto mi paralizzano questi nodi e li ripongo tutti nelle tue mani. Nessuno, neanche il demonio, può sottrarmi dal tuo aiuto misericordioso.
Nelle tue mani non c'è un nodo che non sia sciolto. Vergine Madre, con la grazia e il tuo potere di intercessione presso tuo Figlio Gesù, mio Salvatore, ricevi oggi questo nodo. Per la gloria di Dio ti chiedo di scioglierlo e di scioglierlo per sempre. Spero in te. Sei l'unica consolatrice che il Padre mi ha dato. Sei la fortezza delle mie deboli forze, la ricchezza delle mie miserie, la liberazione da tutto ciò che mi impedisce di essere con Cristo. Accogli la mia richiesta. Preservami, guidami, proteggimi. Sii il mio rifugio. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Ti benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Come sempre sia lodato. Dal Vangelo secondo Matteo. Dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare la tomba. Dal Vangelo secondo Marco. Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Salomè comprarono oli aromatici per andare a ungerlo. Dal Vangelo secondo Luca. Erano Maria Maddalena, Giovanna e Maria madre di Giacomo. Dal Vangelo secondo Giovanni. Il primo giorno della settimana Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino. Ma allora, ma si può sapere chi l'ha visto risorgere sto Gesù? Cioè ognuno qua dà una versione diversa, ma cosa c'è di vero nei Vangeli? Prima o poi a tutti capita di porsi questa domanda. E ci sono libri anche piuttosto recenti che hanno avuto una buona fortuna, che hanno iniziato a dire che forse nei Vangeli non tutte le cose quadrano. Se non sei più giovanissimo come me, può darsi che ti sia capitato di vedere questo libro di Corrado Augias, Inchiesta su Gesù. Si tratta di un'intervista di Corrado Augias in cui questo giornalista poi tira alcune conclusioni e pone dei seri dubbi sull'attendibilità storica dei Vangeli. Può essere che tu abbia sentito parlare di Bart Ehrman. Ha scritto molti libri, ma questo "E Gesù diventò Dio" è uno dei più conosciuti in Italia. La sua tesi è che non abbiamo ragione di dubitare dell'esistenza storica di un personaggio chiamato Gesù, ma analizzando i testi evangelici l'idea che Gesù abbia qualcosa a che fare con Dio è un'idea tardiva. Insomma, Gesù sarebbe stato un predicatore escatologico giudeo come tanti altri, e poi la comunità lo avrebbe divinizzato in qualche modo, ma in modo successivo alla sua vicenda storica, di cui di fatto sappiamo poco o niente. I Vangeli ci dicono qualcosa di chi avrebbe potuto essere il Gesù della storia, a patto che si accetti di fare una operazione di pulizia di tutta la credenza dovuta alla fede attorno a Gesù. Un terzo autore che fa molto parlare si chiama Richard Carrier. Può esserti capitato di vedere qualche video su YouTube suo e sono molto seguiti. Carrier forse è il maggiore esponente di quella che viene chiamata la scuola mitista su Gesù. La sua ipotesi è che sia molto poco probabile che sia veramente esistito un personaggio Gesù di Nazareth. In realtà i testi evangelici non sarebbero altro che il frutto di una comunità e di una setta ebraica che aveva questa credenza in una figura semidivina a cui poi ha dato questo nome, Gesù.
O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Misteri della luce. Nel primo mistero il battesimo di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero, il miracolo di Gesù alle nozze di Cana. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi ne rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero, la predicazione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero, la trasfigurazione di Gesù. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e ne rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi ne rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quinto mistero, l'istituzione dell'Eucaristia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. O Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, ad et suspiramus, gementes et plentes, in ac lacrimarum valle. Ea ergo, advocata nostra, illus tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum benedictum pro
hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Kyrie eleison, Christe eleison, Christe audinos, Christe exaudinos, Padre de celis Deus, miserere nobis, Filii Redentor mundi Deus, miserere nobis, Spiritus Sancte Deus, miserere nobis, Santa Trinitas unus Deus, miserere nobis, Santa Maria, ora pro nobis, Santa Dei Genitris, ora pro nobis, Santa Virgo Virginum, ora pro nobis, Mater Christi, ora pro nobis, Mater Divine Gratiae, ora pro nobis, Mater Purissima, ora pro nobis, Mater Castissima, ora pro nobis, Mater Inviolata, ora pro nobis, Mater Intemerata, ora pro nobis, Mater Amabili, ora pro nobis, Mater Admirabili, ora pro nobis, Mater Boni Consigli, ora pro nobis, Mater Creatoris, ora pro nobis, Mater Salvatoris, ora pro nobis, Virgo Prudentissima, ora pro nobis, Virgo Veneranda, ora pro nobis, Virgo Predicanda, ora pro nobis, Virgo Potens, ora pro nobis, Virgo Clemens, ora pro nobis, Virgo Fidelis, ora pro nobis, Specium Justitiae, ora pro nobis, Sede Sapientiae, ora pro nobis, Causa nostre laetitiae, ora pro nobis, Quasi spirituale, ora pro nobis, Quas honorabile, ora pro Quas nobis, insigne devotioni, ora pro nobis, Rosa mystica, ora pro Turis nobis, Davidica, ora pro Turis nobis, Eburnea, ora pro nobis, Domus Aurea, ora pro nobis, Veneris Arca, ora pro nobis, Pianua Celi, ora pro nobis, Stella Matutina, ora pro nobis, Salus Infirmorum, ora pro nobis, Refugium Peccatorum, ora pro nobis, Consolatrix Afflictorum, ora pro nobis, Auxilium Christianorum, ora pro nobis, Regina Angelorum, ora pro nobis, Regina Patriarcharum, ora pro nobis, Regina de Propretarum, ora pro nobis, Regina Apostolorum, ora pro nobis, Regina Martyrum, ora pro nobis, Regina Confessorum, ora pro nobis, Regina Virginum, ora pro nobis, Regina Santorum Omnium, ora pro nobis, Regina sine labi originali concepta, ora pro nobis, Regina in celum assumpta,
ora pro nobis, Regina Sacratissimi Rosari, ora pro nobis, Regina Pacis, ora pro nobis, Regina Ordinis Minorum, ora pro nobis, Agnus Deis qui tollis peccata mundi, parce nobis Domine, Agnus Deis qui tollis peccata mundi, exaudi nos Domine, Agnus Deis qui tollis peccata mundi. miserere nobis. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e resurrezione i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri del Santo Rosario, della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono, per Cristo nostro Signore. Amen. A te, o Beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione, ricorriamo e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio, dopo quello della tua Santissima Sposa, per quel sacro vincolo di carità, che ti strinse l'Immacolata Vergine Madre di Dio, e per l'amore paterno che portasse al fanciullo Gesù, riguarda, te ne preghiamo, con occhio benigno, la cara eredità che Gesù Cristo acquistò con il suo sangue, e che nel tuo potere ed aiuto soccorri i nostri bisogni. Proteggi, o provvido custode della divina famiglia, l'eletta prole di Gesù Cristo. Allontana da noi, o Padre amatissimo, la peste di errori, di vizi che ammubra il mondo. Assistici propicio del cielo, in questa lotta contro il potere delle tenebre, o nostro fortissimo protettore, e come un tempo salvasti dalla morte la minacciata vita del bambino Gesù, così ora difendi la Santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie di ogni avversità, e copri ciascuno di noi con il tuo continuo patrocinio, affinché con il tuo esempio, mediante il tuo soccorso, possiamo virtuosamente vivere, piamente morire e conseguire l'eterna beatitudine in cielo. Amen. Secondo l'intenzione del Santo Padre per l'acquisto delle sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'angelo del Signore porta l'annunzio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Eccomi, sono la serva del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ed il Verbo si fece carne.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che con l'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce. Guidaci alla gloria della resurrezione per Cristo nostro Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodici, reggi e governa me, che ti fu affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo dona loro, o Signore, e splende in essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Madonna della salute. Citiamo i primi vespri della solennità dell'Epifania del Signore. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presso me, aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Perché temi Erode, il Signore che viene, non toglie i regni umani, chi dal regno dei cieli. E i magi badano a Betlem e la stella li guida, nella sua luce amica cercano la vera luce. Il Figlio dell'Altissimo si immerge nel Giordano, l'agnello senza macchia lava le nostre colpe. Nuovo prodigio a Cana, versano vino le ompore, si arsorsano le acque, mutando la natura. A te sia gloria, o Cristo, che ti sveli alle genti, al Padre e al Santo Spirito,
nei secoli dei secoli. Amen. Generato prima dell'aurora e l'inizio dei secoli, oggi è apparso il Signore, nostro Salvatore. Lodate il nome del Signore, lodate lo serve del Signore, voi che state nella casa del Signore, negli atri della casa del nostro Dio. Lodate il Signore è buono, cantate inni al suo nome perché è amabile. Il Signore si è scelto Giacobbe, Israele come suo possesso. Io so che grande è il Signore, è il nostro Dio sopra tutte le dei. Tutto ciò che vuole il Signore lo compie, in cielo e sulla terra, nei mari e in tutti gli abissi. Fa salire le nuvole dall'estremità della terra, produce le folgore per la pioggia, dalle sue riserve libera i venti. Egli percosse i primogeniti d'Egitto, dagli uomini pilò la bestiame, mandò segni, prodigi in mezzo all'Egitto, contro il faraone e tutti i suoi ministri. Colpi numerose nazioni, io cesserai potente, Sion re degli Amorei, ogri di Bassan, e tutte le regne di Canaan. Diede la loro terra in eredità a Israele, in eredità Israele suo popolo. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Generato prima dell'aurora e dell'inizio dei secoli, oggi è apparso il Signore, nostro Salvatore. Grande è il Signore il nostro Dio, sopra tutte le dei. Signore, il tuo nome è per sempre. Signore, il tuo ricordo è per ogni generazione. Il Signore guida il suo popolo, si muove a pietare i suoi servi. Gli idoli dei popoli sono argento e oro, opera delle mani dell'uomo. Hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono. Hanno orecchie e non notano, non c'è respiro nella loro bocca, sia come loro che li fabbrica, e chiunque in essa confida. Benedici il Signore, casa di Israele. Benedici il Signore, casa di Aronne. Benedici il Signore, casa di Levi. Voi che temete il Signore, benedite il Signore. A Sion sia benedetto il Signore, che abita in Gerusalemme. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Grande il Signore, il nostro Dio, sopra tutti gli dei. Splendente di poco, la stella guida i magi verso Dio, il Re dei Re. La videro e porteranno al Re i loro doni. Popolo tutti, lodate al Signore. Egli si manifestò nelle carni, ho giustificato nello Spirito.
popoli tutti lodate il Signore, apparve gli angeli e fu annunziato ai pagani. Popolo e tutti dati al Signore, ho creduto nel mondo, ho santo nella gloria. Popoli tutti lodate il Signore, gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. splendente di fuoco, la stella guida i magi verso Dio, il Re dei Re, la videro e porteranno al Re i loro doni. Dio ci ha salvati e ci ha chiamati con una vocazione santa, non già in base alle nostre opere, ma secondo il suo proposito e la sua grazia. Grazia che ci è stata data in Cristo Gesù fin dell'eternità, ma è stata rivelata solo ora con l'apparizione del Salvatore nostro Cristo Gesù. Egli ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita e l'immortalità per mezzo del Vangelo. In Lui saranno benedette tutti i popoli della terra. In Lui saranno benediti Tutti i popoli della terra, daranno gloria al suo nome. tutti i popoli della terra. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. In noi saranno benediti tutti i popoli La della terra. terra. All'apparire alla stella dissero i magi: questo è il segno del gran re, andiamo a cercarlo, portarmogli i doni, l'oro, l'incenso e la mira. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose E ha ha fatto in me me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo,
ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. All'apparire della stella dissero i magi: questo è il segno del gran re, andiamo a cercarlo, portiamogli i doni, l'oro, l'incenso e la mirra. Celebriamo con gioia il nostro Salvatore adorato dai magi e invochiamo la sua misericordia. Salva i tuoi fedeli, Signore. Re delle genti, che hai voluto i magi a Betlemme come primizia dei popoli chiamati alla fede, Donaci lo spirito di adorazione e di servizio. Re della gloria, che governi con giustizia il tuo popolo, Concedi a tutti gli uomini un'era di fraternità e di pace. Re eterno, che stendi il tuo dominio su tutte le generazioni, Ristora il nostro spirito con l'acqua viva di quella tua parola. Re di giustizia, che ascolti e liberi il misero che non trova aiuto, Intervieni con la tua potenza in favore dei poveri e degli indifessi. Signore, il cui nome è benedetto nei secoli. Mostra ai nostri fratelli defunti le meraviglie del tuo amore. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Tantum ergo sacramentum venere morcerno et anticum documentum novoce datritui prestet fides supplementum sensum defectu. Genitori, genitoque, la
Salus, honor, virtus quoque sit et benedictio procedenti ab utroque comparsit laudatio. Preghiamo. O Dio, che in questo giorno con la guida della stella hai rivelato alle genti il tuo unico Figlio, conduci benigno anche noi, che già ti abbiamo conosciuto per la fede, a contemplare la grandezza della tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dominus conservet eum et vivificet eum et beatum faciat eum in terra et non tradat eum in anima inimicorum et vivificet eum. Dio sia benedetto benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero Spirito Santo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetta la gran benedetta Dio Maria Santissima. Benedetta la sua santa immacolata concezione.
benedetta la sua gloriosa assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto il Dio, nei suoi angeli, nei suoi santi. Laudate Dominum omnes gentes, laudate omnes populi, conia confirmata e super nos misericordia eius, et veritas Domini manet nim aeternum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut era nel principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Sub tuum presidium confogimus, Santa Dei Genitrix, nostra deprecationes, ne depiciasi necessitatibus, sed a periculis contis, libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. Ti ricorda che siamo in registrazione, manteniamo in raccoglimento.
Venite fedeli, letide soltanti, venite, venite in Betlem. Natum vedrete Cristo Redentore, venite adoriamo, venite adoriamo, venite adoriamo il Re del cielo, il Figlio di Dio, Re dell'universo, si è fatto bambino a Betlem. Nasce per noi Cristo Salvatore, venite adoriamo, venite adoriamo, venite adoriamo il Re del cielo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Celebriamo, cari fratelli e sorelle, la messa vespertina nella vigilia della Epifania del Signore. E per celebrare questa santa menzione dell'offerente e per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo con umiltà i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli e santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis Lauda
benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. gratias agimus tibi propter maniam gloriam tuam. Domine Deus, Rec celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe. Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. Qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis, miserere nobis. Odiam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe. Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Preghiamo. Lo splendore della tua gloria illumini, o Signore, i nostri cuori, perché possiamo attraversare le tenebre di questo mondo e giungere alla patria della luce senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce. La gloria del Signore brilla sopra che, ecco le tenebra ricopre la terra, nebbia fitta avvolge i popoli. Ma su di te risplende il Signore, la sua gloria appare su di te. Cammineranno le genti alla tua luce, il Re allo splendore del tuo sorgere. Alza gli occhi intorno e guarda. Tutti costoro si sono radunati, vengono a te. I tuoi figli vengono da lontano, le tue figlie sono portate in braccio. Allora guarderai e sarai raggiante, palpiterà e si dilaterà il tuo cuore, perché l'abbondanza del mare si riverserà su di te, verrà a te la ricchezza delle genti. Uno stuolo di camelli ti invaderà, dromedari di Madiam e di Efa. Tutti verranno da Saba, portando oro e incenso,
e proclamando le glorie del Signore. Parola di Dio. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. O Dio, affida al Re il tuo diritto, al Figlio di Re la tua giustizia. Egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia e i tuoi poveri secondo il diritto. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. Nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbondi la pace, finché non si spenga la luna e domini da mare a mare, dal fiume sino ai confini della terra. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. I re di Tarsis e delle isole portino tributi, i re di Saba e di Seba offrano doni. Tutti i re si prostrino a lui, lo osservano tutte le genti. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. Perché egli libererà il misero che invoca e il povero che non trova aiuto. Abbia pietà del debole e del misero e salvi la vita dei miseri. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, penso che abbiate sentito parlare del ministero della grazia di Dio, a me affidato a vostro favore. Per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero. Esso non è stato manifestato agli uomini delle precedenti generazioni, come ora è stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti per mezzo dello Spirito, che le genti sono chiamate in Cristo Gesù a condividere la stessa eredità, a formare lo stesso corpo ed ad essere partecipi della stessa promessa per mezzo del Vangelo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, 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 alleluia. Abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorare il Signore. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. Nato Gesù a Betlemme di Giudea al tempo del re Erode, ecco alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo. All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme.
Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: a Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: e tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo, Israele. Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: andate, informatevi accuratamente sul bambino e quando l'avrete trovato fatemelo sapere perché anch'io venga ad adorarlo. Udito il re, essi partirono ed ecco la stella che avevano visto spuntare li precedeva. E gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Siano lodati Gesù e Maria. Celebriamo la festa nella vigilia della solennità dell'Epifania e il significato dell'Epifania è messo ben in luce dal prefazio che si recita durante la Messa, che così dice: oggi in Cristo, luce del mondo, il Padre rivela ai popoli il mistero della salvezza. La parola Epifania, infatti, significa manifestazione e domandiamoci ora chi erano i magi. I magi erano dei saggi, probabilmente di origine persiana, i quali avevano una parte molto importante nella religione e nel governo del loro antico paese. Non erano dei re, come comunemente si pensa, e il testo del Vangelo che abbiamo ascoltato non dice nemmeno quanti essi erano. La tradizione natalizia ne presenta 3, deducendo il loro numero dai doni che essi presentarono a Gesù bambino. Per quale motivo si misero in viaggio verso Betlemme? Innanzitutto c'è da dire che l'antica tradizione persiana parlava di un soccorritore destinato a portare al mondo la definitiva perfezione e la sua venuta sarebbe stata accompagnata da particolari fenomeni astrologici. Ecco, fin dai tempi del re Ciro nell'Antico Testamento, i giudei, gli ebrei quindi, erano venuti a contatto con i persiani ed è molto probabile che i sapienti persiani conoscessero la nota profezia contenuta nell'Antico Testamento, nel libro dei Numeri, che così riporta: una stella spunta da Giacobbe e uno scettro sorge da Israele. Quindi questa profezia dell'Antico Testamento parla della nascita di un re annunciata in qualche modo da una stella che sorge. E allora per quei sapienti persiani era facile accostare le loro antiche credenze con questa profezia degli ebrei dell'Antico Testamento. Dunque, al sorgere di quella stella, infatti ecco, i persiani erano degli studiosi delle stelle, ecco, al sorgere di quella stella
i magi si misero subito in cammino per raggiungere Gerusalemme e qui chiesero quale fosse il luogo della nascita di questo re, del Messia. Il re Erode domandò ai capi dei sacerdoti e questi risposero che in base alla profezia di Michea il luogo era Betlemme. E nei magi noi possiamo vedere la rettitudine della loro coscienza. Essi cercavano la verità con tutte le loro forze e alla fine la trovarono. E sul loro esempio anche noi dobbiamo amare la verità e ricercarla con tutta l'anima. E la verità è Lui, ha un nome, è Gesù, nel quale crediamo già per grazia di Dio. Si tratta ora di conoscerlo sempre di più, piegando le nostre ginocchia e assimilando profondamente il suo Vangelo. La festa dell'Epifania ci insegna che tutti i popoli rappresentati dai magi sono chiamati a conoscere Gesù e quindi sono chiamati alla salvezza, perché Gesù è l'unico Salvatore del mondo. Nella prima lettura di oggi si leggono queste parole del profeta Isaia: cammineranno le genti alla tua luce. Tutti sono chiamati ad andare da Gesù. Ecco, questo è il vero senso della vita umana. Ecco, noi siamo stati creati per conoscere Gesù, per servirlo, per amarlo. E la Chiesa è chiamata ad essere come la stella che guida questo cammino incontro a Gesù. La Chiesa pertanto è missionaria per sua natura. E anche noi dobbiamo essere come quella stella, dobbiamo essere luce per tanti nostri fratelli. Se ancora molti non conoscono Gesù, lo si deve al fatto che i cristiani hanno nascosto la loro luce, la loro lanterna e l'hanno messa sotto il moggio, come dice Gesù nel Vangelo. I magi poi donarono a Gesù l'oro, l'incenso e la mirra. Questi doni hanno un profondo significato. L'oro simboleggia la regalità di Cristo, Gesù è il Re dell'universo. L'incenso simboleggia la sua divinità, quindi la natura divina del Figlio di Dio. La mirra invece, che era molto usata nel rito della sepoltura, simboleggia l'umanità di Gesù e la sua dolorosa passione. Anche noi dobbiamo essere come i magi e donare a Gesù l'oro, l'incenso e la mirra, e saranno l'oro della nostra carità, l'incenso della nostra preghiera e la mirra dei nostri sacrifici quotidiani. Ecco i doni che Gesù cerca da noi. Poi il testo del Vangelo dice che i magi, al vedere la stella, provarono una grandissima gioia. E come i magi, anche noi troveremo Gesù con Maria, sua madre. Lo troveremo sempre con Maria. La Madonna è per noi come la stella che ha condotto i magi. Seguendo lei, seguendo la Madonna, noi non sbaglieremo strada e giungeremo alla salvezza e anche noi come i magi proveremo una grandissima gioia. A questo punto vengono in mente le parole di San Bernardo in una famosa omelia, così esortava i fedeli in tutte le difficoltà, in tutte le tentazioni, in tutte le situazioni della vita. Guarda la stella, invoca Maria. Guardiamo anche noi questa stella luminosissima che è Maria e troveremo anche noi una grandissima gioia, troveremo Gesù. Siano lodati Gesù e Maria.
Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, Gesù è la luce di tutti i popoli, in Lui siamo benedetti e redenti. Diciamo con gioia e fiducia: Cristo, luce delle genti, ascoltaci. Cristo, luce delle genti, ascoltaci. Perché la grazia del Signore Gesù, nato a Betlemme, sostenga tutte le chiese cristiane e gli stessi ministri del Vangelo ad annunciare con carità e giustizia la bellezza di essere battezzati e di vivere in armonia e in pace, preghiamo. Cristo, luce delle genti, ascoltaci. Perché i popoli della terra siano guidati dalla presenza misteriosa di Dio, nella ricerca della giustizia, del bene comune, nel desiderio della fratellanza e nella difesa dei bambini, preghiamo. Cristo, luce delle genti, ascoltaci. Perché i semi di verità e di bene sparsi nel cuore dell'umanità aiutino i credenti di ogni religione e di quanti si professano non credenti a vivere la carità verso il prossimo e la solidarietà con gli ultimi, preghiamo. Cristo, luce delle genti, ascoltaci. Perché la luce di Gesù bambino sostenga la ricerca medica nelle cure delle malattie rare e nel progresso della scienza e della genetica, nel pieno rispetto della dignità di ogni persona, preghiamo. Cristo, luce delle genti, ascoltaci. Perché ciascuno di noi, come i magi venuti dall'Oriente, si inginocchi davanti al Signore per adorare il mistero della sua piena umanità e divinità, preghiamo. Cristo, luce delle genti, ascoltaci. O Padre, fonte della vita, accogli la preghiera di questa famiglia che ti invoca con cuore sincero. A te affidiamo i nostri bambini, l'infanzia abbandonata, i giovani, gli ammalati e gli anziani, insieme alle nostre famiglie e comunità. Per Cristo nostro Signore. Amen. Foglietto del Natale numero 4. Astro del ciel, pargol divin, mite agnello redentor, tu che vanti da lunghi sognar, tu che angeliche
voci nunziar. Luce donna alle menti, pace infondi nel cuore. Luce donna alle menti, pace infondi nei cuori. Astro del ciel, pargol divin, miti agnello redentor, tu ti stirpere gale decor, tu vergine io mistico pior. Luce donna alle menti, pace infondi nei cuor. Luce donna alle menti, pace infondi nei cuor. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva le tue questo sacrificio, all'onra e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, o Padre, i doni offerti per celebrare l'Epifania del tuo Figlio unigenito e le primizie della fede dei popoli. Per te siano lode perfetta, per noi eterna salvezza, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito In alto i nostri cuori. sono rivolgi al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi in Cristo, luce del mondo, tu hai rivelato alle genti il mistero della salvezza e in Lui, apparso nella nostra carne mortale, ci hai rinnovati con la gloria dell'immortalità divina. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, plenis in cieli et terra, gloria tua. Hosanna, 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 in excelsis. Benedictus, Benedictus, qui venit nomine Domini. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, 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 in excelsis. Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi,
per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunziamo tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, San Francesco, Santa Chiara, Sant'Antonio e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giampaolo, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza
nel giorno santissimo in cui il tuo unico Figlio eterno con te nella gloria si è manifestato nella nostra natura umana. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi, accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi E con il tuo spirito. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui
peccata mondi. Dona nobis pacem. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego ispavi nas od zla. Amen. Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego ispavi nas od zla. Amen. Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Daj nam i otpuštamo dužnicima našim i ne uvedi nas u napast, nego ispavi nas od zla. Amen. Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Početku,
tako i sada i vasta i uvijeke vjekova. Amen. Kraljice mira, Regina della pace,